Al servizio di 3 comuni, Cittadella, Tombolo e San Giorgio in Bosco, funzionerà H24 a partire dal prossimo 3 febbraio. Stiamo parlando del nuovo centro di raccolta rifiuti per gli utenti ETRA in via Veneto, nella zona industriale della città murata, realizzato con un finanziamento PNRR di 1 milione di euro per un costo complessivo di 3 milioni. L'obiettivo è rendere i cittadini sempre più protagonisti della tutela dell'ambiente, cominciando proprio dal corretto conferimento dei rifiuti. Un'opera all'avanguardia che, è stato precisato in più momenti, non andrà assolutamente a sostituire la raccolta porta a porta che resterà attiva. È una bella scelta fatta dai comuni che insieme hanno deciso di fare questo investimento importante. All'inizio anche con molte polemiche che sono state superate e quindi ecco, è con immenso piacere che oggi sono qui a tagliare questo nastro col sindaco di Cittadella e il bacino. È innovativo e penso anche che porterà delle migliorie dal punto di vista della percentuale del differenziato. Si sta proseguendo sempre più verso gli obiettivi del 2030 e quindi è un gran lavoro e soprattutto i comuni hanno forse per la prima volta insomma, visto lungo. Ecco. Nei primi giorni di febbraio insomma, termineranno i 2 ecocentri esistenti, quello di Cittadella e quello di Tombolo, e diventerà operativo a tutti gli effetti questo che stiamo inaugurando. Siamo in una zona artigianale industriale, quindi non diamo fastidio a nessuno e il cittadino che non vuole tenersi i rifiuti a casa può tranquillamente con la propria tessera depositare i rifiuti presso l'area H24. Particolare attenzione naturalmente al secco che comunque viene monitorato. Tombolo per esempio l'anno scorso è stato premiato come comune reciclone d'Italia, quindi una grande soddisfazione, vuol dire che i cittadini sono bravi, però non è ancora risolta la questione. Vediamo abitualmente sacchi di immondizie, rifiuti abbandonati lungo i fossi, lungo le strade, quindi è l'occasione per parlare di ambiente, di rispetto per l'ambiente, di decoro per l'ambiente, perché noi abbiamo il dovere di lasciare un paese migliore ai nostri figli, questo è sicuro. Questo deve essere un'infrastruttura che non deve solo essere un'infrastruttura di per sé, ma deve essere anche una cultura, una visione diversa nel riciclaggio, nel portare i propri rifiuti, nel cercare di differenziare per vedere un futuro sostenibile per il mondo e soprattutto anche per tutti quanti i cittadini. Non è finita perché nell'area è presente anche un centro del riuso dove poter conferire tutti quegli articoli, dal vestiario ai giocattoli ai mobili che non si usano più ma che possono essere utili a chiunque ne abbia bisogno. È una maniera per ridurre la quantità di rifiuto perché un oggetto, una sedia, uno stendino che può essere riutilizzato non va nei rifiuti ma diventa un oggetto di casa a nuova vita, diciamo.